signori. È il Presidente della Repubblica Italiana, Napolitano, che ha ragione a dire che il Parlamento europeo non è la sede per regolare dispute politiche all'interno dei Paesi membri e non è la sede per fare opposizione alle decisioni dei Parlamenti nazionali. Il problema in Italia deve essere risolto innanzitutto in Italia. Ma bisogna trovare una soluzione. Una soluzione deve essere trovata perché nessuno può più negare che c'è un problema oggi. In uno studio recente che senz'altro conoscete della Casa della Libertà, i paesi del mondo sono stati divisi in 3 categorie rispetto alla libertà di stampa: i paesi liberi, i paesi parzialmente liberi e i paesi non liberi. E ogni categoria contiene 1/3 dei paesi del mondo. Ebbene, è una vergogna, mi sembra, che 3 paesi dell'Unione Europea siano parzialmente liberi. Tanto più che uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea si trova fra questi. Quindi, come liberali democratici europei, noi siamo preoccupati e siamo molto inquieti. Quindi abbiamo creato l'Unione Europea proprio per difendere una volta per tutte i nostri valori comuni, valori di democrazia, di pace e di libertà. Abbiamo sempre condannato ogni tentativo di interferenza o di intimidazione nell'ambito della libertà dell'informazione o dei media. Questo è il motivo per il quale oggi noi abbiamo nominato la nostra sala stampa in onore di Anna Politkovskaya, proprio per onorare coloro che hanno pagato con la vita la loro fedeltà alla libertà dei media. Ma come possiamo noi chiedere ai paesi del mondo di rispettare la libertà di stampa e di informazione se alcuni dei nostri paesi membri non arrivano agli standard più elevati? Nessun paese dell'Unione non dovrebbe registrare un livello di concentrazione del possesso dei media elevato al di là dello standard europeo. Nessun paese dell'Unione dovrà autorizzare politiche per intimidire o per esercitare pressioni sui media e sulla stampa. Per questo motivo, sulla base dei trattati, noi ripetiamo come Alleanza dei Liberali Democratici la nostra richiesta alla Commissione europea di proporre una direttiva per salvaguardare il pluralismo dei media. È una direttiva che deve garantire che le nostre disposizioni costituzionali sulla libertà dei media siano interamente rispettate nell'Unione Europea. Ed è in questo senso che interverrò domani a nome del gruppo nel dibattito in plenaria del Parlamento europeo. E do la parola adesso ad Antonio Di Pietro. Grazie, Presidente. Noi dell'Italia dei Valori sappiamo bene che i problemi italiani devono essere risolti in Italia e noi dell'Italia dei Valori vogliamo risolvere in Italia i problemi italiani. Abbiamo interpellato il Parlamento europeo attraverso questa mozione, quindi non per risolvere i problemi italiani, ma perché il Parlamento europeo possa dettare delle regole europee comuni che possano servire a tutti i cittadini europei e a tutti gli Stati membri. Una volta avuto le regole comuni, noi con quelle regole possiamo far valere i diritti che noi riteniamo in questo momento essere lesi anche in Italia, ma non solo in Italia, come diceva prima Verhofstadt quando parlava di 3 paesi che sono a democrazia, a informazione, libertà di informazione limitata. I diritti che noi vogliamo che siano garantiti con regole comuni europee sono quelli delle pari opportunità, della pluralità dell'informazione, della libertà di informazione. Io cito il caso italiano come esempio, ma non per l'Italia, ripeto, perché interessa l'Europa intera. Se qualche capo di Stato o di governo europeo dovesse
intimidire i portavoci commissari europei dicendo loro che non devono parlare, non devono esprimersi, questo non è un problema italiano, è un problema europeo. Se un capo di Stato o un capo di governo di uno Stato membro dovesse pretendere che tutti gli organi di informazione europei, dell'Unione Europea, evitino di parlare di lui, di criticare i suoi comportamenti o di valutare le sue azioni, e lo impone con querele, con cause che svolge nei confronti di questi quotidiani europei, non è un problema italiano, è un problema europeo. E quel che può accadere, sta accadendo oggi in Italia, può accadere, sta accadendo anche in altre parti d'Europa. Per evitare che questo accada abbiamo bisogno di regole comuni europee condivise. Ecco perché noi abbiamo richiesto con questa mozione questo dibattito in Parlamento europeo, affinché il Parlamento europeo si faccia promotore e poi tutti gli organi istituzionali europei, ognuno per la parte di propria competenza, possano metterci in condizione, noi cittadini europei, di sentirci garantiti in una democrazia compiuta in cui il cittadino sa che l'informazione che riceve è un'informazione corretta e non un'informazione di regime o distorta. Solo questo è l'intento che ci ha mosso e ci auguriamo che domani si possa svolgere questo dibattito, perché sappiamo che in queste ore si sta discutendo se rinviarlo. Già questo sarebbe una grave dimostrazione che non c'è libertà di discutere di informazione.